E facciamo subito un esempio. Chi vuole essere l'esempio? Ciao, come stai? Bene. Come ti chiami? Valentina. Valentina. Valentina, la prima cosa che guardiamo cosa è? I capelli. Sono lunghi, corti o non corti? Lunghi. Capelli lunghi meno. Le sopracciglia sono alte o basse? Cosa dite? Alte. Ah. Se alte sono maschili o femminili? Bravissimi. Vedete che già sapete il metodo. Adesso andiamo a vedere i 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Ha il fuoco o non ha il fuoco? Se ha mettiamo più, se non ha ne mettiamo meno. Quanto fuoco ha? Per avere fuoco i capelli devono essere biondi, gli occhi azzurri, il naso appuntito, triangolo nei capelli leggermente, canini sporgenti. Andiamo a vedere cosa ha di fuoco. Guardiamo capelli e troviamo subito che c'è triangolo. Questo triangolo c'è fuoco. Andiamo a guardare i suoi canini. Cosa troviamo? Apre e guardate, ha dei denti di fillini che sono inclinati verso dentro e con canini sporgenti. E questa è caratteristica del fuoco. Quindi fuoco ce l'ha. Aria ce l'ha o non ce l'ha? Guardate quanta aria ce l'ha. Guarda di profilo, per favore. E guardate il naso, come bello aquilino. No? E aria in eccesso. Ce l'ha il fuoco, ce l'ha l'aria. Quanto acqua ce l'ha? L'acqua abbiamo detto nelle goti. Ha goti o non ha? Sì, sì che ce l'ha. Pieni. Quindi capelli lisci? Sono lisci i capelli? No. Non tanto? Sì, sono capelli comunque. Sono miei questi. Sono tuoi? Sì. Ah, no. Meglio sapere, Me li oggi. stiro ogni tanto. Allora, la caratteristica dei capelli dell'acqua che sono spessi, i capelli sono spessi, quelli dell'aria sono fini e si rompono facilmente, quelli della terra sono riccioli e quelli del fuoco sono biondi. Quindi ce l'ha dell'acqua. Il problema è la terra. Quanta terra ha secondo voi? Abbiamo detto la terra si vede gli occhi distanziati, il naso grande, le mascelle larghe e i denti incisivi larghi e un po' sporgenti. Quanta terra ha? Però la sua statura è di terra e il suo naso è di terra. L'estremità del naso piena. Più pieno è il naso, perché se non avesse terra sarebbe un naso appuntito. Quelli che hanno un naso appuntito non hanno terra nel naso. Ok? Guardate il vostro naso. Quindi terra ce l'ha, dalla statura, vediamo i denti incisivi, anche incisivi sono sporgenti. Ok? Il naso c'è anche. Questo è il suo codice, meno meno, più più, più più. Cosa vuol dire? Ha una polarità femminile, infatti la polarità femminile, e possiamo vedere anche nel bacino, nel seno, no? Quanto amore ha ricevuto dal padre? Tanto? Sì. Quanto sei, diciamo, qual è l'uomo, il tuo uomo preferito dal punto di vista apparenza fisica? Un uomo artistico, dolce, con capelli lunghi o un uomo forte, muscoloso, deciso? Forte, muscoloso, deciso. Ma che sia dolce. È un po' difficile, eh? Allora, adesso andiamo a convertire questo codice suo in una chiave del suo inconscio, per sapere come funziona il suo inconscio, perché si comporta in una certa maniera senza che lei si rendesse conto. Io ti dico, come mai hai scelto questo tipo di uomo e non l'altro? Perché? Perché ti piace, vero? Non ha motivo, diciamo, logico per spiegare le cose. Adesso capiamo che se prendiamo questa polarità e la convertiamo in una chiave, si chiama la chiave dell'inconscio,
Se esce fuori femminile, abbiamo tre possibilità. O può essere asta, o triangolo, o cerchio. Se è femminile, è triangolo. Se è maschile più più, è asta. Se è più meno o meno più, è cerchio. Va bene? Allora, lei triangolo, cerchio o asta? Triangolo. Quindi la sessualità sua è triangolo femminile e sarà stimolato da un uomo maschile asta. E questo uomo maschile sarà un uomo forte, muscoloso, che a lei piace. Asta. Logico. Solo qual è il problema comincia ad essere? Che l'uomo attratto a lui attratta lei, e l'uomo che piace a lei, no, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista, diciamo, umanistico, non è esattamente lo stesso uomo. Perché un uomo così logico, razionale, freddo, è un uomo maschile, va bene dal punto di vista sessuale, però trova già conflitto dal punto di vista che non esprime le sue emozioni, che non la carezza, che non la coccola, che dal punto di vista sembra che vuole solo il sesso e basta, no? E crea una certa, è vero? L'abbiamo ziccata, eh? Triangolo dal punto di vista sessuale e sappiamo anche le sue caratteristiche sessuali, cioè senza entrare nell'intimo sappiamo come si comporta sessualmente, che tipo di orgasmo, tutto questo. No? Non vogliamo dire niente. Adesso prendiamo i 4 elementi che vanno secondo il principio simile attira simile. Abbiamo detto fuoco e aria sono di natura maschile, acqua e terra sono di natura femminile. Quindi andiamo a caratterizzare questo con delle frecce. Il femminile è una freccia discendente come l'acqua, il maschile ha una freccia ascendente come il tornado, l'acqua e terra sono di natura femminile discendenti. Così diventa più facile sapere le forze interne che funzionano dentro di sé. E da queste forze interne andiamo a realizzare un codice che prende in considerazione tutte le forze insieme. Prima andiamo a vedere il suo stimolatore, cioè da cosa lei è attratta, da chi è attratta. Ha 2 frecce su, 2 frecce giù, allora asta, cerchio o triangolo? Cerchio, perché 2 su e 2 giù sono in equilibrio, è cerchio, va bene? Normalmente metto lo stimolatore il terzo, l'ho messo qui, lo mettiamo fra di loro la costituzione. Adesso prendiamo tutto quanto insieme. Se andiamo a contare le frecce, cosa sono? Femminile, maschile o cerchio? 1, 2, 3, 4 verso giù, 1, 2 verso su, quindi è la dominanza verso giù è femminile, triangolo, quindi il suo triangolo, triangolo, cerchio. Questo si chiama la chiave del suo inconscio. Cosa impariamo da questa chiave? Chi è lei? Innanzitutto chi è lei nel suo comportamento è questa parte del mezzo, la sua costituzione. La sua sessualità è questo. Questo è il suo stimolatore. Chi è quello che la stimola e come deve essere. Allora, il suo comportamento è femminile, avvolgente, amante. Lei è una persona affettiva che esprime le sue emozioni. Giusto? Sì. È una mamma. Capito? Sì. È una mamma. Piace? Lei quando, per esempio, lei piace abbracciare. Vero? Sì. Quanto? 8. Sì. 8. Piace abbracciare. Se uno asta, non toccarlo. Non avvicinare. Ma per cosa servono queste cose?